A4 all'altezza di Cessalto, bivio tra la Venezia Trieste e la tangenziale di Mestre. A57 al casello di Venezia Est, tangenziale di Mestre, bivio fra l'A4 e l'A23. Istantanee da un sabato di partenza caratterizzato però dal maltempo, meno code tra Veneto e Friuli Venezia Giulia rispetto al previsto traffico intenso, ma l'estate è lunga e i disagi non mancheranno. Sull'autostrada A4 in particolare sono aperti i cantieri per la costruzione della terza corsia e così per 2 notti fra martedì 24 e mercoledì 25 luglio e fra martedì 31 luglio e mercoledì 1 agosto il tratto fra Quarto d'Altino e San Donà di Piave resterà chiuso alla circolazione dalle 22 alle 6. Già previsto il percorso alternativo da Venezia a Conegliano sulla A27 e da Conegliano a Portogruaro sulla A28. La simulazione delle previsioni di traffico ci hanno spinto a individuare quelle giornate, in particolare il martedì, perché è il punto nel quale si ritiene ci sia meno impatto per il traffico. Avanti coi lavori nonostante l'esodo dunque, per rispettare le scadenze in calendario. Primo semestre 2015 per i 18 km del primo lotto e con restringimento della carreggiata, ecco l'appello ai conducenti. State particolarmente accorti su quel passaggio da Quarto d'Altino a San Donà, perché la corsia sono sempre 2 ma si restringe. State accorti, guidate con prudenza. Tanto più nei prossimi fine settimana, quando tutti andranno in ferie e la circolazione potrebbe andare in tilt. Il bollino nero è in Italia dato il 4 di agosto, noi dobbiamo prevedere traffico molto intenso già dal weekend precedente, quindi sempre per questa direttrice, pertanto code e rallentamenti sulla direzione Venezia-Trieste.